Bella Wagyu, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction Torino-Napoli. Partita importante perché dobbiamo rimanere concentrati pure sul campionato che ancora non è finita la lotta a scudetto. Come gironi avete saputo che abbiamo beccato il Milan, però adesso testa al campionato che è ancora lunga. Noi ci vediamo con il match, speriamo di vincere. Ma chi sta? Lo so! Anzi, lui. Osimhen! Sì! Victor! Sempre lui, ancora lui. Prima, grande... quella del tiro di Lozano, si poteva fare un po' meglio, però... Vai di Lore. Bravo Meret. Oh, Oliver. Singo. Bravo Meret. Bravo Meret. Ah. Bravo. Ci siamo salvati, Mamma mia. Siamo concentrati. Oh. Va, Osimhen. Dai. No. Osimhen, non devi tirare tu. Kim. Metti cross. Kvaratskhelia. Rigore. Calma. Grande percussione di Kim che ci ha fatto proprio da sto rigore. Dai Kvaratskhelia. Chiudiamo questo periodo difficile della partita. Dai. Sì! Centrale. L'asse Kvaratskhelia Osimhen. Freddo lucido, aspetta che Kvaratskhelia che l'ha lasciato Osimhen. Adesso Osimhen! Che parata! Bravo! Ragazzi, è finito il primo tempo, un Napoli che sta giocando bene. Abbiamo avuto un periodo, dei minuti di difficoltà dove il Torino ha avuto 3-4 occasioni da gol. Meno male che siamo rimasti sull'1-0, poi è arrivata l'occasione di Kvaratskhelia che ci ha procurato il rigore e poi l'ha realizzato. Mi sta piacendo il Napoli, continuiamo così, noi ci vediamo col secondo tempo. Singo! Osimhen! E che parliamo a fare? Indescrivibile. Grande giocata di Kvaratskhelia, Va Osimhen. Bellissimo Osimhen per Kvaratskhelia. Dombele. Merito sempre di Victor Osimhen. Il mostro Dombele. 4-0. Dai che è finita, dai. Vai, ultima azione. Vai Elmas. Entra in area, Elmas, gioco di gambe giù, senza fallo, Milinković-Savić raccoglie proprio Bidro. Lo scalo nei due di recupero. E finisce qui. 4-0, partita perfetta del Napoli nel secondo tempo. Ci sono state 2 occasioni, 2 gol, il Torino non ha toccato un pallone. Napoli bellissimo anche da vedere, quindi ci sono state pochissime clip nel secondo tempo, ma non fa niente. Noi ci vediamo con dei video durante questo periodo di sosta, perché poi c'è la sosta nazionale e poi c'è il Milan. Noi ci becchiamo al prossimo video, bella ragazzi.